Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo su MotoGP, siamo su Aragon, 12esimi in qualifica, quindi una buona qualifica per gli standard comediani. Però sono 6 giri raga, 6 giri ad Aragon, è impossibile non cadere mai per me, che come il Gran Premio dell'Argentina è veramente il Gran Premio più sfavorevole in assoluto. Spargaro è morto intanto. Vabbè, 10° posto. Metterei già la firma ragazzi, qua sicuramente perdiamo la leadership del mondiale, questo è abbastanza scontato. Guarda, Vardio. Proprio sta pista, guarda, ma forse è ancora peggio di Argentina, perché è vero che in Argentina stanno fatto schifo, però potevo giocare, me la sono giocata per il podio più volte. Dopo sono sempre caduto. Qua invece c'è una roba, è deprimente ragazzi, è molto deprimente. Vado piano, sbaglio le traiettorie, di tutto. Possono toglierla dal calendario, no? Adesso siamo in Spagna, questi stronzi maledetti. Buono. Però sono sempre in difficoltà, Guarda, Vardio, mamma mia. Smith è caduto. Incidente per Smith, non opposto. Cerchiamo di rosicchiare qualcosa che non è che pensa te con le gomme dopo distrutte. No, guarda, cioè, non ci voglio neanche pensare, ragazzi. Sinceramente. Ci penso mi da piangere. E mi supera Tarallucci, raga. Cioè. Con tutto il rispetto, ma. La curva pericolosissima. Devo fare qualche punticino irridato. Sono molto concentrato ragazzi perché non devo perdere troppo, perché sennò ragazzi se faccio due calcoli veloci non lo vinciamo sto 10° titolo. Arriviamo a Valentino Rossi The Game con una non vittoria, In realtà lo sappiamo che le serie del Cume sono belle, nel senso possono essere interessanti perché non per forza deve vincere il Cume. Sono sempre molto emozionanti come punti perché arriviamo sempre cazzo a 2-3 punti di vantaggio massimo, cioè impressionante. Mamma mia, qua mi sono un po' aiutato. Non avevo alternative però. E qua mi ha un po' sverniciato Taralluccio. Grande Petrucci. Ottavi però. Guidiamo di merda proprio. C'è una roba indegna. Vabbè. 8th place. Manca ancora un secolo, manca un secolo. Qua forse vado un po' lungo. Vabbè, pensavo peggio, c'è l'inominabile Kracholov. Dai, Dovi, ti prego, regalami il sogno di vincere, così Marquez non fa 25 punti. Sarebbe fondamentale non avere 25 punti di Marquez. Speriamo, dai Dovi. È stata una bella stagione anche quest'anno qua. Nella realtà è una sfiga sto anno spaventosa. Anche se la Ducati ha sbagliato, non puoi annunciare il pilota così. E dopo, vabbè, insomma. Altra storia, adesso pensiamo ad Aragon. Vai che derapone. Attenzione all'innominabile. Buon sorpasso, buono. Però la sento male. Vaffanculo dai però. Buono.
Va benissimo al settimo posto, ti prego, regalami il settimo almeno. No, eccola là, l'ho chiamata. E ho sbagliato. Brutto errore qua, brutto errore. Torna davanti. Bracciolo. Vedo già la moto con problemi. Problemi di aderenza per il cume. Ti prego, Dovi, tieni il primo posto, Dovi, ti scongiuro. Va ad Aragon, è così, raga. Io chiedo perdono. È una gara stra sfavorevole. Marquez in testa. Marquez in testa. Non riusciamo a superare Cracciolo, ma... Non so se adesso sono un attimo in fase di concentration, ma è fondamentale comunque almeno prendere questi punti. Qua rischiamo, mamma mia, mamma mia. La moto è partita a 2, ma sì, vabbè, però porca di quella vacca. Appena rischio vado fuori. Sta Aragon del Cazzus. Ma mancano ancora 2 giri e mezzo. Bruttissima, bruttissima. Ah, che sofferenza. Sofferenza indescrivibile. 8. Dovi torna in testa, bravo Dovi. No. Dai, vediamo se riusciamo, è che rischiarla troppo ho paura. Ho paura sinceramente. Un giro e mezzo manca. Non possiamo, rottura del motore di Marquez. No, non c'è questo colpo di culo. C'è anche Lorenzo che rientra di prepotentemente comunque perché è solo meno 16. Lotta a 3 spaventosa. Sarà un'impresa titanica, mi vi dico, raga. Vincere sto titolo sarà dura. Sono arrivato con troppo. Madonna, ciao. No, sono caduto. Adesso sono cazzo. Quanti punti sto perdendo. Niente, non riesco. Le ruote sono andate. Le gomme sono andate. Ad Aragon che sono già scarso di mio, basta. Faccio neanche punti. Se non arrivo neanche a punti. Fanculo che sta pista di cazzo. Cosa serve mettere su calendario sta pista di merda? Sono arrivato. Sono arrivato con. Sì, vabbè, ciao. Sono arrivato con troppi pochi punti di vantaggio. Non penso di farcela, Devo fare un'impresa disperata nelle ultime gare. Devo vincere cioè devo fare risultati mostruosi. Devo stare sempre davanti a Marquez e Lorenzo. Qua ho perso di un'altra posizione. L'ottavo posto poteva essere positivo, ma arriva la caduta di merda, allora. Poi ho perso il primo posto, che sono punti in meno in tante gare, tra cui l'ultima che a Misano. E quando fai queste prestazioni.
Rischio di finire terzo adesso, eh. Da primo. Molto male, raga, molto male. Siamo proprio caduti nello sconforto più totale, perché l'ottavo posto era veramente un buon risultato per questa gara qua dove proprio io non ci sono. Invece una caduta veramente banale, stupida, scema, rimbambita. È pronto ad essere addirittura in 13ª posizione. Da 3 punti prendo, raga. La moto non tiene più, le gomme sono finite, mamma mia, qua rischio tantissimo, ho sentito 1000 vibrazioni. Attenzione. Vai a fare in culo, figlio di una zoccola brontosaura in calore. 2 punti, bene. Bravo Dovi, almeno il Dovi sta facendo un miracolo, vai Dovi. Grande Dovi, ti lovo Dovi. Bravo Dovi, bravo. Io un disastro purtroppo, ma il Dovi mi ha salvato veramente il culo, eh. Vediamo la classifica, che chiaramente non sono più primo. Però non perdo, cioè perdo ma potevo perdere... No. Mentre i protagonisti della Ma gara come? raggiungono il parco chiuso, No, noi vabbè, diamo non mi uno esprimo, è un lagheggio tornato. Meno 14 sono secondo, ma non ho parole. Cioè, mi dà Dovizioso prima, poi si cambia tutto in Spagna. Soliti ladri dopati di merda, madonna quanto li odio. Raga, un saluto dal comandante veneziano, sotto questo video voglio hashtag ladri spagnoli, perché è inaccettabile, veramente. È inaccettabile. Ciao!